E allarme tra gli allevatori suinicoli padovani per il caso di peste suina riscontrato a Roma su alcuni cinghiali. Dopo i focolai di Piemonte e Liguria, il pericolo del contagio per i suini scatta anche per il Veneto, quarta regione produttiva con la quota del 6,8 del totale nazionale, e soprattutto per la provincia di Padova, dove si contano oltre 320 allevamenti professionali e altri 1500 allevamenti domestici, per una produzione di oltre 24.000 tonnellate l'anno di carne destinata per la maggior parte alla denominazione di origine protetta. Quello dei cinghiali nel territorio padovano è un problema che stiamo di nuovo facendo emergere come Coldiretti. Oggi abbiamo le nostre campagne che sono attaccate da cinghiali, creando danni incredibili. In un momento difficile come quello attuale le imprese non possono ulteriormente supportare un fatto esterno che è assolutamente estraneo rispetto alle questioni agricole. A ciò si aggiunga la diffusione di questa malattia che sta piano piano distribuendosi in tutto il territorio nazionale. Oggi abbiamo scoperto un caso nel Lazio, partendo dalla Liguria, i primi casi, e dal Piemonte. Il rischio è che arrivi a colpire gli insediamenti suinicoli della nostra regione, che ricordiamo è la quarta in Italia per attività di allevamento suini. Gli allevamenti padovani di Coldiretti applicano rigidi protocolli di biosicurezza e sorveglianza sanitaria, ma è necessario mettere in campo tutte le azioni di prevenzione e controllo, altrimenti l'impatto potrebbe essere particolarmente devastante, denuncia l'Associazione degli agricoltori. Ad oggi i casi individuati di positività riguardano solo i cinghiali e nessun maiale è stato contagiato dalla peste suina.